mesi dopo la vittoria per KO tecnico, la settima ripresa contro l'ostico ed esperto lettone Ruslan Pogonisevs, Alessandro Godi torna sul ring per un'altra tappa di avvicinamento al titolo europeo. Sul ring di Baratili l'avversario è Roland Oroslan, uno dei pugili più promettenti d'Ungheria. Sarà lui dunque a testare la preparazione del sardo a poco più di un mese dall'appuntamento europeo che dovrebbe tenersi a Nuoro tra fine aprile e i primi 15 giorni di maggio. Diretta streaming ovviamente sulla pagina Facebook Diretta Sport Live TV a partire dalle 19. Omar Loi, 3 mesi praticamente dopo quella riunione fortunatissima a Villa Cidro, si torna a combattere un avversario giovane, un mancino, un match che propone dei temi diversi rispetto agli ultimi due contro due pugili molto esperti. Sì, è un avversario giovane, abbastanza quotato, è un buon avversario, farà un altro test per Alessandro in vista dell'Europeo. Stiamo cercando di organizzare il titolo in Sardegna per fine aprile, metà maggio, però insomma volevamo anche vicino a questo titolo europeo poter fare un altro test di avvicinamento con un avversario molto valido, giovane, insomma è un buon avversario. C'è un tema interessante anche quello relativo ai pesi. Oroslan è più pesante, solitamente si attesta intorno ai 78 kg, scenderà sui 74 per questo incontro. Alessandro invece ha deciso di rimanere sui 72,5 che insomma è il suo peso classico. Noi stiamo lavorando perché Alessandro si presenti sul ring sempre nella stessa condizione atletica, quindi il nostro lavoro abbastanza minuzioso, preciso e anche abbastanza intenso porta Alessandro ogni volta a combattere nella sua categoria ideale. Sarebbe stato non intelligente farlo aumentare di 2 kg, 3 kg proprio per fare questo match. Ci siamo tenuti sulla nostra categoria anche perché il nostro obiettivo è l'europeo e dovremo fare 72,5 e poi Alessandro si esprime benissimo in questa categoria, quindi non siamo preoccupati, insomma. L'obiettivo è l'europeo, l'hai detto, qual è il momento anche mentale di Alessandro, come è stato dal punto di vista proprio È il momento migliore, questo secondo me è il momento migliore per affrontare un campionato europeo, un appuntamento così importante. Alessandro psicologicamente e fisicamente è al top, a 29 anni, questo è il momento giusto per fare il colpo importante, speriamo di farlo. Alessandro Godi, dopo 3 mesi torni sul ring, il tuo coach Omar Loi ha detto Alessandro non è mai stato così bene, soprattutto dal punto di vista psicologico, confermi? È vero, devo essere sincero, abbiamo lavorato sotto tanti aspetti, sia fisici ma soprattutto quello mentale, non posso solo confermare quello che dice Omar, mentalmente sono in una fase della mia carriera dove sono al top anche lì. Concentriamoci su questo match che ti propone dei temi molto diversi rispetto agli ultimi due. Hai affrontato in precedenza due pugili molto esperti, stavolta un giovane, un mancino, una occasione anche per misurarti, insomma, con temi tecnici diversi. Sì, diciamo è una cosa che a me caratterizza sempre, lo dico spesso, voglio sempre confrontarmi con persone diverse, pugili diversi e anche difficili. Questo ragazzo so che è un bravissimo ragazzo, combatte anche in altre categorie di peso, è un mancino, è giovane, è forte. A me mi piacciono le cose difficili, perché nelle cose difficili riesco a trovare la forza per andare avanti e continuare a quello che sto facendo. Nell'ambiente si vocifera ovviamente già dell'europeo, probabilmente a Nuoro contro Blandamura. Insomma, come ti stai avvicinando a questo appuntamento importantissimo, a questo punto potrebbe essere addirittura in casa tua? Sì, allora nell'ambiente si vocifera, è vero, c'è questa grande opportunità, questa grande occasione, il mio coach sta lavorando al massimo per portare a Nuoro questo grosso evento, io sono straorgoglioso se riusciamo a fare il titolo d'Europa in casa mia, dato che sono sposato a Nuoro e vivo a Nuoro e faccio la spola con qua a Cagliari. Sarà un match difficile, però voglio continuare per la mia strada, non ci sto ancora pensando tanto a questa opportunità perché io sono un ragazzo che pensa giorno per giorno a quello che deve fare, dunque non guardo mai troppo lontano, cioè nel senso guardo però tengo sempre i piedi molto per terra e valuto ogni giorno tutto. È
Erika Tronci della Sciardana Box organizza questa serata assieme a Laura Ferro del team Laura Kickboxing. Allora raccontaci cosa vedremo domani sul ring di Baratili. Beh, per domani abbiamo programmato una serata completa con un inizio che riguarda l'attività giovanile, quindi avremo i bambini che faranno delle esibizioni e degli incontri, dei match di kickboxing, e poi ci saranno anche dei bambini che faranno degli incontri delle esibizioni di box. Poi a seguire ci saranno i dilettanti, una fascia d'età un po' più grande, partiremo dalla categoria junior, youth e senior, e abbiamo deciso di concludere la serata con un match di livello, quindi con i professionisti.